Buongiorno, ben ritrovati con Focus. Partiamo con una bella notizia questa mattina, poi andremo a Bassano del Grappa per i rischi della piena del Brenta. È ancora ostruito questo fiume da alberi e rami. Andremo anche a Vittorio Veneto, dove stanno per partire dei DASPO contro i malintenzionati, i molestatori e sbandati. Vedremo i saldi a Mestre, andremo in diretta a Mestre, ma diamo questa bella notizia prima di passare alla cronaca. Federica Pellegrini è diventata mamma, con una foto su Instagram che la ritrae con la figlia tra le braccia. L'ex campionessa di nuoto ha annunciato la nascita di Matilde, avvenuta questa mattina all'ospedale Sacro Cuore di Negrar. Nell'immagine c'è anche sorridente il neopapà, l'allenatore della Pellegrini, Matteo Giunta. Sono stati 2 giorni complicati, hanno detto, finalmente questa bambina è arrivata. Questo è il messaggio che ha rilasciato sui social la coppia e la divina del nuoto. Andiamo adesso sulla cronaca nera e ci colleghiamo subito con Chiara Gaiani da Piombino Dese, perché una banda di baby vandali ha devastato, semidistrutto la stazione. Caccia questa baby gang. A te la linea, Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo nella stazione di Piombino Dese, con noi il sindaco di Piombino Dese, Cesare Mason. Guardate che cosa è accaduto proprio nella notte di Capodanno. Un gruppo di ragazzini, circa una decina, ha scelto di festeggiare in questo modo, creando una serie di danni che sono molto ingenti. Li avete quantificati? A quanto siete arrivati, sindaco? Potremmo arrivare anche ai 20.000 euro, suppongo, perché sono stati addirittura rotti i supporti dei sanitari a muro, a parete, per cui li dobbiamo ancora quantificare, perché questa settimana un po' di riposo, un po' di aziende sono in ferie, però a detta dei primi che hanno verificato i danni qui sul posto sono qualche migliaia di euro sicuramente. Ecco, guardate qui dentro, questi sono i bagni, una stazione nuova di quelle del sistema metropolitano ferroviario regionale, una stazione di nuova generazione, bagni pulitissimi, belli, insomma sempre anche controllati dal personale del comune. Ecco che cosa hanno fatto, ci racconti, sindaco? La segnalazione ci è arrivata l'indomani, quando qualcuno si è accorto, e tra l'altro anche un primo post su Facebook di un cittadino che, indignato, doveva entrare nei bagni, si è trovato questa scena, ha pubblicato le foto, da lì è scattato l'allarme e siamo andati a visionare subito le telecamere delle videosorveglianze che ci sono proprio all'esterno di queste porte da cui siamo entrati, e da lì abbiamo visto, ci siamo resi conto, sono state portate ai carabinieri direttamente. Ecco, i danni più ingenti proprio ai sanitari, e poi è stata anche spaccata una porta. Sì, tutte le porte, come vedete questa è stata presa a calci, è stata sfondata, tutti i pannelli delle porte, quella alle mie spalle addirittura anche l'infisso tolto dal muro, tutti i sanitari, quindi tutte le porte, e all'esterno vedete anche le finestre sfondate, hanno provato a sfondarle con un sasso che è ancora lì, con una pietra. Ecco, allora adesso con il collega Andrea Benetti vi sta facendo vedere il vetro rotto, vi sta facendo vedere in che condizioni sono i sanitari, però si sono divertiti anche fuori. Allora, se ci seguite, torniamo fuori e vedete che c'è proprio tutta una grande macchia di polvere da sparo. Qui hanno festeggiato Capodanno, magari aveva anche l'ordinanza, sindaco, che non si potevano far botti. Sì, c'è un regolamento comunale che vieta l'uso dei botti, già iscritto assieme e concordato con tutti gli altri comuni della Federazione dei Comuni di Campo San Pierese. Questo è un posto perfettamente illuminato, tra l'altro, per cui è stato un punto di ritrovo. I gruppi di ragazzi erano 2, alcuni un po' più giovani, gli altri erano proprio dei teenager con gli scooter e tutto, e si sono trovati qui a fare la festa, a festeggiare, solo che qualcuno ha esagerato. Ecco, perché il sindaco sa che erano 2 gruppi di ragazzi? Perché ovviamente tutta quest'area, tra l'altro insomma un'area in cui l'investimento pubblico c'è stato, qui sono stati spesi i soldi di tutti, è ovviamente coperta dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza, quindi voi avete proprio i volti di chi è stato. Sì, abbiamo i volti, abbiamo le scarpe, abbiamo
la misura delle scarpe, il colore delle pupille, nel senso abbiamo tutti gli elementi per prenderli uno per uno questi ragazzi. E le telecamere, come vedete alle mie spalle, erano fissate lì sopra le porte, e in entrambe le porte, in entrambi i lati, per cui hanno ripreso benissimo quello che è successo durante la serata. Le abbiamo installate a maggio di quest'anno perché in aprile ancora c'era stato un altro elemento, un altro motivo di devastazione, erano entrati, ci avevano ancora spaccato tutto, per cui a quel momento abbiamo deciso di intervenire e videosorvegliare. I cartelli ci sono, gliel'abbiamo spiegato, e il mio appello che ho fatto su Facebook è dire: io non voglio infierire su di voi, siete giovani, non posso sporcargli la fedina penale, però c'è una fattura da pagare adesso e qualcuno la dovrà pagare, non i cittadini di Piombino. Lei infatti ha pubblicato un post sui social, che è quello che abbiamo visto anche noi come redazione, e ha chiesto proprio di intervenire ai ragazzi ma anche ai genitori prima di... Allora, tutte le immagini sono già dai carabinieri, ma non le immagini di chi ha fatto quello che è stato fatto, e avete visto che cosa è stato fatto, davvero un danno ingente, un danno anche proprio al senso civico di tutti noi, cioè vedere queste cose che sono patrimonio di tutti fa male, Sindaco. Immagino, se fa male a me, immagino quanto male possa fare a lei. Lei ha già ricevuto qualche telefonata dei cittadini? Sì, ovviamente qualche genitore si è già presentato, perché io ho fatto appello al loro senso civico, al loro senso di genitori. Anch'io ho un figlio di 16 anni, io mi preoccupo e chiedo a mio figlio dove è trascorso la mezzanotte, ovviamente. Certo che ci sono dei casi particolari, oppure non possiamo sempre essere col fiato sul collo dei nostri figli, per cui non possiamo neppure generalizzare. Sono quelle cose che forse si lasciano prendere chi non è stato giovane, chi non ha fatto qualche furbacchiata, qualche birichinata, per carità. Difatti io comprendo questo, e per questo il mio atteggiamento nei loro confronti è quello: presentatevi, c'è una fattura da pagare, la dovrete pagare, e se non vi presentate le conseguenze saranno ben altre. Certo, perché qui si rischia la denuncia penale, interverrà il Tribunale dei minori se le cose andassero avanti, Sindaco. Sì, esattamente, e il PM non si fermerà semplicemente al danneggiamento, ma qui c'è un'interruzione di un servizio pubblico, quali i bagni di una stazione ferroviaria. Ci sono molti altri elementi per cui si andrebbe a infierire contro questi ragazzi, e non è, ripeto, il mio obiettivo. Allora facciamo un appello in chiusura, Sindaco. Che cosa vuole dire a tutte queste famiglie attraverso i nostri microfoni? Ma io a tutte le famiglie faccio un appello di chiedere ai vostri figli dove trascorrono il loro tempo, non abbandonatevi in mezzo alla strada. Vedo ragazzi che sono dall'1 del pomeriggio all'1 di notte in giro per le strade e sono minorenni. Cercate di seguirli un po' di più, e per carità, io li comprendo, sono giovani, sono stato giovane anch'io, birichinate ne ho commesso anch'io come tutti. Andiamo un po' oltre però la birichinata, Sindaco. Sì, esatto, e quello che voglio fare appello invece ai giovani è quello di dire: staccatevi da certe compagnie quando il fatto si esagera. A testimonianza di un reato si è partecipi di un reato, per cui devono avere una testa loro e non subire gli effetti di quelli che sono i più furbetti o i più mascalzoni, come vogliamo dire. E a questi genitori, a questi ragazzi, presentatevi in comune. Siete ancora in tempo? Sì, assolutamente sì, vi aspetto in municipio, oppure anche dei carabinieri, in maniera semplicissima. Fate la vostra dichiarazione, siamo già d'accordo con i carabinieri che stanno seguendo perfettamente le indagini. Ripeto, non siamo qui per punire nessuno, però per insegnare un po' di senso civico, un po' di civiltà. Ha immaginato un ultimatum, un ultimo giorno di tempo utile? Sì, entro fine settimana, poi dovremo agire per forza, e non posso aspettare, anche perché chi lo sa benissimo. Qui sono venuti con gli scooter con la targa, per cui abbiamo tutti gli elementi per... aspetto una telefonata dei genitori. Allora noi ringraziamo il sindaco Cesare Mason, il sindaco di Piombino Dese, ringrazio per la collaborazione tecnica il collega Andrea Benetti, rinnoviamo l'appello a presentarsi in municipio, come ha appena detto il sindaco, ai carabinieri, e da Piombino Dese restituisco la linea allo studio. Grazie a Chiara Gagliani e Andrea Benetti, al sindaco, e andiamo avanti. Tra poco andremo a Casale sul Sile, dove un uomo ha spruzzato dello spray urticante per zittire un cane, ha intossicato tutta una famiglia. Ci collegheremo con Christian Arboi tra pochissimo. Intanto torniamo a Bassano del Grappa, dove infuria la polemica sui lavori
che si stanno realizzando per rendere agibile una piazzola dove c'è un campo nomadi. I residenti protestano. Sentiamo l'aggiornamento di Vanessa Banzato. Partiti i lavori per la realizzazione dei sottoservizi in via Prea, San Lazzaro di Bassano, per permettere l'installazione di 2 caravan di una famiglia di nomadi, i residenti temono che il parcheggio pubblico si trasformi in un campo nomadi, ma soprattutto lamentano il fatto che l'amministrazione abbia deciso tutto senza coinvolgerli. Nessuno sapeva nulla, è stato comunicato al Consiglio di quartiere che era stata presa questa decisione e null'altro, non è stata attivata nessun tipo di discussione con la popolazione, con il Consiglio stesso. Silenzio confermato anche dal consigliere del gruppo misto Roberto Campagnolo, che parla di un copione che si ripete per l'ennesima volta. Non c'è stata un'azione di preventiva informazione né di condivisione rispetto a un percorso di questo tipo, ma questo vale per questa azione, ma per qualsiasi altra azione dell'amministrazione che decide e poi la gente si accorge quando vede magari un po' di movimento sul proprio territorio. Nella fattispecie, tra l'altro, qui evidenzio che ero stato personalmente contattato dal presidente di quartiere a suo tempo, che aveva sentito queste voci. Mi sono informato con l'assessore, pregando l'assessore stesso competente di informare e chiamare il presidente del quartiere. Credo che la cosa sia avvenuta, ma purtroppo fuori tempo massimo. Perché ormai i giochi erano stati fatti. Sì, credo che l'assessore abbia chiamato dopo che il sottoscritto gli ha detto almeno mettiti in contatto col quartiere per discutere con loro, però quando avevano già deciso cosa fare, quindi abbia chiamato soltanto per dire abbiamo deciso di far questo. Quindi non c'è stata una condivisione preventiva, col quartiere sicuramente no. Bisognerebbe che l'amministrazione avesse la pazienza, tenendo le cose ferme, di spiegare e condividere, soprattutto con un quartiere che è già stato oggetto di numerosi confronti, usiamo questo termine, con l'amministrazione, di spiegare bene quello che hanno intenzione di fare, cosa che non hanno fatto. In regia oggi Renato Cappoia, Italo Morao e Nadia Brazzo. Andiamo avanti con il sottopasso della paura a Marghera, ce ne ha parlato ieri Anna Maria Parisi, dove molte donne sono state molestate. Vediamo. Molto pericoloso. Perché è pericoloso? Perché già mi attaccarono 2 volte qui. Un degrado unico, un odore pazzesco e per niente un bel vedere anche per persone che frequentano a piedi questo sottopasso. Il punto pericoloso è questo, il sottopasso di via Ulloa tra Marghera che porta verso la stazione dei treni di Mestre. Qui che si sono verificati nuovamente altri episodi di molestie ai danni di donne e ragazze e anche donne anziane. Girare per la città da Mestre Marghera non è affatto sicuro a qualsiasi ora della giornata. È così che le donne della comunità chiedono la creazione di un gruppo come Donne per Strada, associazione che, collegandosi via social, assiste tramite videochiamata in diretta le ragazze e le donne in generale che devono rientrare a casa da sole. In caso di necessità chiede pure l'intervento delle forze dell'ordine. Qui a Marghera, al sottopasso di via Rizzardi come di via Ulloa, il degrado è davvero assembramento della peggior feccia. Italiani come stranieri, molestatori, giovani e anziani, quest'ultimi, cercano spesso approcci con le ragazzine e studentesse in transito verso la stazione e ancora sbandati, ubriachi e tossici che si fanno incuranti della gente in transito, derubano e molestano le loro vittime per i soldi della droga. Mi hanno rubato il mio telefono. Gliel'hanno rubato? Sì. E l'hanno anche molestata? No, io ho andato gridando e ho andato na finanza. Sì, perché la finanza è proprio qui di fronte a noi. Sì. C'è gente che litiga, si vede per droga, là si passano, che si drogano, che spacciano, un po' alterate dalla bibita e sinceramente ho paura ogni volta che lo faccio. Adesso c'è un gruppo di donne del territorio che chiede la costituzione di un gruppo a tutela proprio di loro stesse, di noi stesse. Certo. Cosa ne pensa lei? Sì, siamo arrivati a questi punti e sarebbe utile perché io ho paura ogni volta che lo faccio, sinceramente. Andiamo a Padova, dove è stato scarcerato
al termine dell'interrogatorio di garanzia un marocchino di 23 anni che era stato arrestato dai carabinieri per aver maltrattato la compagna Chiara Gagliani. Era arrivata lo scorso 28 dicembre in lacrime e dolorante al pronto soccorso dell'ospedale di Padova una giovane donna, 22 anni, di origine marocchina, e qui, grazie al sostegno dei sanitari e degli agenti di polizia, aveva deciso di sporgere denuncia per maltrattamenti. Le successive indagini avevano permesso di arrestare il compagno, un connazionale di 23 anni trovato fuori dall'ospedale, un arresto che non è stato convalidato. Al termine dell'interrogatorio di garanzia avvenuto ieri, infatti, l'uomo è stato scarcerato, raggiunto dalla misura del divieto di avvicinamento alla casa di famiglia. Al giudice il marocchino ha spiegato di aver sempre e solo voluto aiutare la compagna, che in alcuni momenti avrebbe presentato grandi fragilità. Incensurato e con un lavoro, lo straniero vive a Cavarzere. La compagna aveva raccontato di aver subito maltrattamenti in altri 2 casi e di essere ricorsa alle cure del pronto soccorso di Chioggia anche lo scorso 18 dicembre. Viaggiava in auto con un minorenne e la droga nascosta sotto il sedile. Un 36enne è stato arrestato dalla polizia a Capodanno. Stavano effettuando i consueti controlli su strada in via Ponte Vigo d'Arzere nella sera di Capodanno gli agenti delle volanti della questura. Al loro occhio non è sfuggito un veicolo con 2 persone a bordo che al momento dell'alta si sono dimostrate piuttosto nervose. Alla guida un 36enne di origine tunisina, al suo fianco un 16enne connazionale. Durante la perquisizione i poliziotti hanno trovato un sacchetto di plastica sotto il sedile con 12 involucri di droga, risultati essere 9 grammi di cocaina. Per il 36enne, già noto alle forze dell'ordine, è scattato l'arresto. Il 16enne è invece stato denunciato. Tra poco andiamo in diretta da Cristian Arboita a Casella sul Sile per una vicenda sconcertante, molto grave. Uno sconosciuto con il viso travisato con una mascherina ha spruzzato uno spray urticante per zittire un cane, ha intossicato tutta la famiglia. Sentiamo prima del collegamento in diretta il servizio di Nicola Marcato. Io mi sono spaventata perché pensavo fosse una cosa mia personale, ho detto ma magari un po' di tosse, un po' così. Poi invece alla fine ho visto anche il mio compagno iniziare a tossire, mi pizzicava proprio tutta la gola fino ai polmoni, e è iniziato anche il mio bambino e lì ci siamo guardati e abbiamo detto qua c'è qualcosa che non va. A parlare è Elisa Nicolardi, mamma di Milo, un bambino di 6 mesi. Entrambi vittime, assieme al compagno Giacomo, di un individuo che con la mascherina al volto ha spruzzato per ben 2 volte lo spray al peperoncino nel giardino della loro abitazione a Casale sul Sile, per colpire Yuki, esemplare femmina di Akita di 7 anni, ancora molto spaventata. È impaurita e giustamente dopo questi episodi sta nell'angolino. L'aggressore, un uomo sui 60-70 anni, vestito con giubbotto e dei pantaloni scuri, è stato visto anche da una vicina di casa. Ha colpito una prima volta 3 settimane fa tra le 10:30 e le 11. E il cane è rientrato correndo in casa con gli occhi lacrimanti e per una mezz'ora buona non è riuscito a tenerli aperti. Infatti sono dovuta correre dalla veterinaria. Stesso orario domenica scorsa. Sentiamo il cane abbaiare in maniera molto forte e il mio compagno si affaccia dalla finestra per controllare e rivede questo signore con questa mascherina che si allontana velocemente. Aprendo la finestra io inizio a tossire, il mio compagno anche il nostro bambino di 6 mesi, e capiamo che questo signore aveva spruzzato lo spray. Elisa e Giacomo hanno chiesto l'intervento dei carabinieri per denunciare e fermare questo comportamento irresponsabile e pericoloso e capire anche il motivo dei raid. I militari giunti sul posto hanno messo in contatto la famiglia con il pronto soccorso e il centro antiveleni per il bambino. Fortunatamente non è stato necessario il ricovero, ma la paura è stata tanta. Il bambino ha tossito e lacrimato a lungo. Elisa ha denunciato il fatto anche sui social, nella speranza che questa persona venga individuata al più presto. Fortunatamente c'è qualcuno che segnala, ma ci vorrebbe anche controllo sul territorio. Più controlli, più severi. La coppia ora vive momenti di apprensione.
certo anche preoccupazione perché certo lo spray è fastidioso, però si può risolvere. Se magari fa qualcosa di più grave, ecco, tipo un boccone avvelenato, non si sa mai, siamo preoccupati, certamente sì. Ed è per questo che lei ha fatto l'annuncio nei social? Sì, perché almeno se dovesse capitare a qualcun altro sappiamo ricondurre a questo individuo questa faccenda, insomma. Allora, questi sono i fatti, adesso vediamo altri particolari, un aggiornamento con Cristian Arboit in diretta da Casale sul Sile. A te Cristian. Sì, direttore, buongiorno anche da parte di Nicoletta Rizzetto che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo in via Monte Cervino, qui a Casale sul Sile. I fatti sono quelli che ha raccontato Nicola Marcato nel servizio e mi trovo qui con i protagonisti della vicenda, l'avete vista appunto nel servizio, Elisa con Yuki, che oggi sembra stare un pochino meglio. Ci sono poi i vicini di casa di Elisa che appunto sono particolarmente preoccupati per quanto successo, e poi l'assessore all'ambiente e il sindaco Stefania Golisciani. Allora io partirei però proprio da Elisa. Elisa, come stai oggi? Oggi stiamo bene, appunto ieri siamo andati a fare questa denuncia dai carabinieri e siamo comunque sempre preoccupati e allerta perché non sappiamo se potrà colpire ancora o meno, e abbiamo anche allertato appunto i vicini e quindi aspettiamo, nel senso che attendiamo e stiamo attenti. Io il cane comunque cerco di tenerlo in casa e tutelato, sperando che non Si è frizzato il collegamento, adesso vediamo di ristabilirlo, un fatto grave. In genere responsabili sono persone che abitano vicino ai padroni di questi cani che vogliono zittirli perché magari abbaiano e quindi si sentono infastiditi. Io direi con i nostri registi, in attesa di ripristinare il collegamento, Andiamo di nuovo a Padova. Ci sono stati dei controlli dei NAS, ovviamente dei nuclei antisofisticazione. I carabinieri spesso vanno a controllare ristoranti, bar, per vedere che non ci siano problemi, non ci siano cibi avariati. Soprattutto vediamo intanto come è andata a Padova. Non si sono fermati i carabinieri del NAS di Padova, che durante le feste hanno aumentato il monitoraggio dei locali. Pesanti le sanzioni scattate per un bar di Rubano che dovrà pagare 12.200 euro. All'interno, nel corso delle verifiche, i militari hanno accertato che gli apparecchi di gioco non rispettavano gli orari di stop. Inoltre mancavano il cartello degli allergeni e le indicazioni sugli alimenti consumatori. A Padova, in un pubblico esercizio, accertato omissioni nelle procedure di autocontrollo e carenze igienico-sanitarie che costeranno al legale rappresentante una sanzione amministrativa di 3.000 euro. Torniamo a Casale sul Sile per il maniaco dello spray urticante. Di nuovo la linea a Cristian Arboit. Eccoci di nuovo, direttore. Vi stavamo raccontando la storia di Elisa, questo duplice episodio, il primo il 5 di dicembre, il secondo il 31, che poi ha segnalato e ha raccontato per la prima volta ieri sera ai nostri microfoni. Chiaramente c'è apprensione nell'area, tra i vicini di casa. Si cerca quest'uomo che appunto era stato intravisto con mascherina, con cappello, come dicevi anche tu. Quindi c'è apprensione e preoccupazione. Il signor D'Angelo è un vicino di casa. Sì. Io sono vicino di casa, anche io sono proprietario di un cane, esco tutte le sere e anche noi siamo preoccupati perché non sappiamo di questa cosa, di questa persona che gira, e non sappiamo che cosa possa succedere, anche perché, come dicevo prima, qui alla sera è un po' buia la zona, per cui io che esco spesso può essere che magari il mio cane trova qualcosa in terra. Sai, 2 anni fa mi diceva c'erano stati degli episodi inquietanti qui al parco delle Pioppe, che furono trovati dei bocconi avvelenati, e io so di alcuni cani che sono stati intossicati e fortunatamente non è successo niente.
Poi questi episodi non sono più successi, però era successo anche questo. Eppure Casale sul Sile è un comune che ci tiene all'ambiente, ci tiene agli animali, al benessere animale. Qui con me il sindaco Stefania Golisciani e l'assessore all'ambiente. Assessore, ecco, ripetiamolo, voi avete adottato tutta una serie di buone pratiche nei confronti degli animali, del benessere animale, però insomma ci sono questi episodi che sono particolarmente gravi. Sì, noi ci siamo adoperati con le guardie per l'ambiente, per il controllo degli animali, per il controllo di come anche le persone gestiscono gli animali, perché gli animali si comportano come si comportano i proprietari, imparano da loro. E rinnovo l'invito alle persone di Casale a segnalare questo soggetto, perché potrà essere segnalato. Abbiamo i controlli di vicinato molto attivi e quindi io sono convinto che non sfuggirà all'occhio attento dei cittadini di Casale. Possiamo dire, sindaco, è caccia di fatto all'uomo in questo momento, in queste ore, perché lei dice questo è un reato, questi sono reati. Sì, non so cosa scatta nella mente di alcune persone, magari pensano di risolvere o delle problematiche di vicinato o magari a qualcuno dà fastidio l'abbaiare del cane, però non si rendono conto che le conseguenze delle loro azioni, sia dal punto di vista penale ma anche delle conseguenze che possono causare appunto fisiche nei confronti del cane e delle persone, sono molto gravi e quindi noi abbiamo attivato dei servizi che possono magari cercare di risolvere conflittualmente quelle che possono essere delle problematiche. Ecco perché ci sono i guardie dell'ambiente che intervengono, spiegano se ci sono problemi di gestione magari dei nostri amici a quattro zampe, loro danno dei consigli, aiutano, proprio perché vogliamo evitare che ci siano episodi di questo tipo. Non occorre certo mettere a repentaglio anche la salute di un'intera giovane famiglia, un bambino anche di 6 mesi. Ma infatti è questo che non si riesce a capire. Come dicevano, ci sono stati molto tempo fa appunto anche altri episodi, però è veramente follia, perché comunque a prescindere da quello che è successo in questo caso specifico, dove c'erano anche un minore, un bambino di 6 mesi e una mamma che stava allattando, che potevano avere delle conseguenze, ma anche lo stesso fatto di intervenire sui cani, che colpa ne hanno i cani? Insomma, è come vengono gestiti dai padroni. Poi in questo caso non c'era nessuna problematica e quindi non riesco a capire perché accanirsi su degli animali che non hanno nessuna colpa. Diciamo che questo soggetto lo troverete. Beh sì, perché comunque il territorio di Casale è abbastanza controllato dai stessi cittadini, abbiamo il controllo di vicinato, poi ci sono i caserme dei carabinieri, anche la polizia locale sta lavorando con i carabinieri, quindi insomma... E le telecamere? E le telecamere che sono ovviamente in giro nelle direttrici principali, quindi è meglio non farle queste cose perché poi si rischia grosso. Messaggio forte e chiaro, sindaco Golisciani, grazie mille. E io, direttore, ti saluto con Elisa, che ringrazio per averci messo la faccia. Qual è il tuo augurio a questo punto? Sì, io ringrazio voi appunto per aver diffuso la notizia e il mio augurio è innanzitutto che questa persona venga trovata e che comunque paghi perché ha commesso dei reati e che non si ripeta più in generale, cioè che a nessuno venga più in mente di fare questi gesti a delle povere bestioline innocenti, ecco. Uomo avvisato, quindi mezzo salvato. Direttore, ti lascio con le immagini di Yuki, che certo insomma non è un cane aggressivo, lo puoi vedere, lo possiamo constatare, e quindi con Nicoletta Rizzetto da via Montecervino a Casale sul Sile, direttore, ti restituisco la linea. Grazie molte, tra l'altro sono aumentate le pene per chi maltratta gli animali, è previsto anche il carcere, per cui è bene che i responsabili di fatti di questo genere si costituiscano al più presto se non vogliono evitare appunto conseguenze ancora più gravi. E sono ore di dolore al Lido di Venezia per la famiglia di Mattia Quadra, un bambino di 8 anni, morto giovedì scorso dopo un malore in casa durante la notte. Ancora sono misteriose le cause di questo decesso. Venerdì dovrebbe essere effettuata l'autopsia sul corpo del piccolo. Verrà eseguita con ogni probabilità nella giornata di venerdì l'autopsia sul corpo di Mattia Coada, il bambino di 8 anni del Lido di Venezia, morto giovedì pomeriggio all'ospedale dei Santi Giovanni e Paolo. Il bambino si era sentito male nella notte tra mercoledì e giovedì in casa ed è stata subito aperta un'inchiesta per fare luce sulle cause del decesso. Le attenzioni sono concentrate su come soprattutto si sia svolta la catena dei soccorsi, prima al Lido e poi a Venezia. Le mosse successive ci saranno dopo l'esito dell'autopsia.
L'azienda sanitaria veneziana, intanto, in una nota in cui si è stretta al dolore dei familiari, ha spiegato che il giovanissimo paziente, in tenera età, era arrivato all'ospedale civile di Venezia in condizioni inizialmente non preoccupanti, ma poi il quadro clinico ha avuto purtroppo un aggravamento. Saranno gli accertamenti sulla sarma a dover dare le prime risposte. Intanto tutto il Lido, ma anche la comunità moldava, cristiana ortodossa di Mestre, si è mobilitata per stare vicina alla famiglia. Il padre Vitali ha lanciato un appello accorato affinché si sappia la verità sulla morte di Mattia, senza accusare nessuno per il momento, anzi ribadendo la fiducia nel lavoro della magistratura e nella validità della sanità veneziana. Ha detto anche di volere che nessun altro bambino capiti più quanto successo a suo figlio. Si attende perciò l'esito degli accertamenti che daranno le prime spiegazioni parziali. Intanto però nell'isola e nella famiglia di Mattia si percepisce un vuoto incolmabile. Andiamo in diretta adesso a Mestre perché c'è Ilaria Marchiori e parliamo di saldi. Sono iniziati i saldi ovviamente ed è previsto, almeno a quanto sembra, si prevedono un boom di vendite, ma sentiamo Ilaria Marchiori. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui nella sede di Confesercenti col vice direttore Michele Lacchin di Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo. Perché siamo qui a fare il conto alla rovescia per l'inizio dei saldi che sarà venerdì 5 gennaio e anche per avere, per così dire, un po' di numeri, se ci sono questi numeri, perché dicevamo un poco fa non c'è in realtà una cifra precisa che i cittadini si troveranno a spendere, giusto? Beh, diciamo innanzitutto che questa prima occasione commerciale del 2024 è estremamente attesa sia da parte dei commercianti che da parte dei consumatori. Da un lato i commercianti hanno dovuto subire questi cambiamenti climatici e il clima particolarmente mite di questi mesi, per cui le collezioni autunno-inverno sono rimaste praticamente invendute per quasi il 50%. Dall'altra parte i consumatori, complice l'inflazione e il calo del loro potere d'acquisto, non vedono l'ora di poter avere delle occasioni favorevoli, poter acquistare a prezzi scontati. Si diceva che non abbiamo un budget preciso, questo perché a parte le persone che hanno già addocchiato l'oggetto del desiderio nella vetrina e hanno già previsto che cosa compreranno già a partire da questo weekend, purtroppo le diseguaglianze tra le famiglie aumentano e tra chi può e chi ha meno disponibilità sarebbe iniquo fare una media e dare un numero che sarebbe non particolarmente azzeccato. Diciamo che i consumatori, proprio visto il clima economico di questi ultimi mesi, si sono fatti molto più cauti e molto più razionali. Sono quindi intenzionati a verificare realmente le condizioni di acquisto e stabiliranno il loro budget di spesa soltanto se vedranno che le occasioni sono particolarmente favorevoli e che quindi le occasioni di acquisto gli consentiranno un effettivo risparmio. Ecco, qui starà in realtà anche ai negozianti stessi, diciamo, essere per così dire leali, perché sappiamo che insomma una delle problematiche a cui si va incontro spesso con i saldi è che ci si trova a vedere un capo che si era scelto prima dell'inizio dei saldi più o meno allo stesso prezzo. Allora, il problema è che al di là dei controlli amministrativi che possono essere fatti, il principale giudice, la sanzione principale viene dal consumatore. Comportamenti scorretti da parte dei commercianti devono essere sanzionati attraverso la scelta che il consumatore può fare di andare e di rivolgersi a commercianti onesti. Tenete presente che le normative che riguardano le vendite di fine stagione, quindi i saldi,
prevedono opportunamente un mese di fermo prima della partenza dei saldi, proprio per poter verificare il prezzo normale di vendita, e quindi c'è la possibilità per il consumatore di fare una verifica. Sappiamo che da luglio dell'anno scorso, peraltro, è entrata in vigore una normativa europea che prevede che il prezzo di vendita che deve essere indicato, quello normale che verrà poi scontato, deve essere il prezzo più basso praticato alla maggioranza dei consumatori nei 30 giorni precedenti. Quindi ci sono gli strumenti per verificare se il commerciante si comporta bene o se è un commerciante scorretto. Ecco, una volta verificato il comportamento del commerciante, il consumatore poi sarà dunque diciamo più oculato e comprerà se effettivamente vedrà la convenienza e ne avrà l'esigenza. Ringrazio il vice direttore Michele Lacchin, qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Ilaria Marchiori della nostra redazione di Venezia. Mestre, vediamo a Padova dal 1° febbraio gli aumenti in vista per le tariffe dei parcheggi in città. Si arriverà fino a 2,50 € per ogni ora di sosta. Ci sono sconti però in occasione appunto dei saldi. Sentiamo Federico Fusetti. Il 2024 si apre con una brutta notizia per gli automobilisti padovani. Aumentano le tariffe dei parcheggi da 2 € a 2,50 € all'ora, da 1,70 € a 2 €, da 1,10 € a 1,50 €. Un adeguamento Istat necessario, lo definisce il Comune, e per tariffe che per lo più sono invariate dal 2011. Resta il fatto che dal 1° febbraio gli aumenti entreranno in vigore e saranno circa del 25%. D'altra parte saranno recuperati altri posti auto in centro storico, i parcheggi scambiatori e quello Prandina non subiranno modifiche. Infine, in occasione dei saldi, il parcheggio Contarine avrà il 30% di sconto. La decisione è della Giunta di Palazzo Moroni nell'ultima seduta del 2023 e arriva dopo un confronto con altre città simili a Padova per dimensione e traffico. Qualche esempio: passeranno da 2 € all'ora a 2,50 € i parcheggi di via Borromeo, Largo Europa, Corso Milano, via San Fermo. Passeranno invece da 1,70 € a 2 € in via Cesarotti, via Morgagni, Prato della Valle, Ponte Corvo, Piazzale Stazione e via Tommaseo. Nel 2024 il parcheggio sotto piazza Gasparotto da privato tornerà pubblico, verrà riqualificato e offrirà presto 50 nuovi posti auto. Infine, in occasione dei saldi, il Park Contarine farà il 30% di sconto sulle tariffe, che saranno così 2,50 € all'ora di giorno e 70 centesimi all'ora di notte. E sul caro parcheggi sentiamo una dichiarazione dell'assessore alla mobilità del Comune di Padova, Andrea Ragona. Nell'ultima seduta di giunta è stata ottemperata una richiesta di APS Holding, ovvero quello dell'adeguamento tariffario del costo di alcuni parcheggi della città di Padova. È bene ricordare che i parcheggi non aumentavano da oltre 10 anni, quindi un adeguamento che era necessario, che APS lo richiedeva, in quanto solo negli ultimi 2 anni avevamo avuto un'inflazione del 15%. Se pensiamo inoltre che negli ultimi anni sono stati fatti tanti investimenti, dall'apertura di nuovi parcheggi come il Park Contarine Secret Garden, ma anche i nuovi parcometri che permettono di pagare contactless, l'app che permette di pagare a distanza, o i sensori per rilevare in tempo reale se ci sono posti più o meno liberi nel centro storico di Padova. Continuiamo inoltre la politica della mobilità incentivando il trasporto pubblico, come abbiamo fatto con l'abbonamento natalizio, ma anche realizzando nuove ciclabili, le 2 nuove linee tranviarie, e nel mese di gennaio lanceremo ulteriori promozioni per quanto riguarda gli abbonati del trasporto pubblico. Allora, vediamo un titolo del Fatto Quotidiano, una notizia che dà soltanto il giornale diretto da Marco Travaglio. Assalto alle Dolomiti, un mega impianto a fune per i comprensori dello sci nelle zone tutelate dall'UNESCO. Regione Veneto 10 anni fa lo bloccava, aveva detto la Regione, effetti negativi, dice il Fatto, centinaia di milioni per collegare Cortina e il Civetta su aree naturali protette di un territorio
già piegato all'economia scicentrica, e così la Regione Veneto si è attivata per modificare il piano che nell'ultimo decennio aveva bloccato l'opera, e ovviamente c'è tutto il dibattito sulle Olimpiadi invernali del 2026, la pista da bob che il Ministro per le Infrastrutture Salvini intende comunque realizzare dopo la bocciatura da parte del governo del primo progetto. Andiamo adesso a Bassano del Grappa perché c'è una situazione di un Brenta a rischio esondazione. Questo fiume è ostruito da molto materiale, fusti d'albero, rami ed altro, e quindi in caso di piena potrebbero esserci delle esondazioni. Sentiamo i particolari da Alex Giuliano. Ragazzini che si fanno i selfie, turisti che vengono a passeggiare lungo il Brenta, e una delle attrazioni, chiamiamole così, di quest'ultimo periodo sono i due tronchi che vedete alle mie spalle. Due tronchi che da oltre un mese e mezzo, da quasi 2 mesi, stazionano ancorati, fermi in riva al Brenta, ma c'è davvero pericolo perché siamo in compagnia del vice sindaco di Bassano Andrea Zonta. Tanti cittadini cominciano a temere che magari con l'innalzamento del livello del fiume, con le famose brentane o con magari qualche evento atmosferico particolare, questi tronchi possono effettivamente staccarsi e creare dei problemi a pochi passi dal Ponte Vecchio di Bassano. Sì, allora che siano un'attrazione turistica è anche una bella cosa, voglio dire, dei tronchi in mezzo al fiume sono sempre simpatici da vedere. Chiaro, d'altro canto c'è la questione sicurezza del ponte in modo particolare. Noi abbiamo già avvisato come comune il Genio Civile di Vicenza, che è per competenza responsabile di ciò che accade in alveo del fiume. Detto questo, non siamo rimasti fermi anche come città, e stiamo lavorando con alcune associazioni che sono in grado di poter effettuare un lavoro di ripristino e pertanto di rilievo di questi tronchi dall'alveo del fiume, e penso che a breve, nel mese di gennaio, troveremo la soluzione per portarli fuori. Non è così facile perché sono tronchi di una certa grandezza, bisogna tagliarli, spostarli e portarli fuori. Lavoro che sicuramente comporta un po' di delicatezza, anche perché arrivare qui con i mezzi non è così semplice, non ci sono strade che arrivano qui vicino al fiume, ma è nostra intenzione spostarli, perché magari con l'arrivo della primavera, con l'arrivo dello scioglimento delle nevi e pertanto anche magari con l'evento di piogge, potrebbe essere che questi tronchi possono essere un indice di pericolosità per il Ponte degli Alpini, e questo non lo vogliamo. Ecco, ma in tanti si chiedono perché sono passati 2 mesi e i tronchi sono ancora lì. Lei ha spiegato che la macchina anche burocratica e organizzativa per appunto risolvere questo problema è una macchina articolata, non è semplice. Fatto sta che comunque 2 mesi sono passati, adesso lei ha detto entro il mese di gennaio risolveremo. Non ci sono particolari segnali di allarme o di preoccupazione? Possiamo rassicurare un po' i cittadini? No, questo è un periodo, chiamiamolo tra virgolette, di secca, nel senso che le piogge non sono così intense come nei periodi primaverili o autunnali, e pertanto il livello del fiume, anche dovuto al lavoro che fa la diga del Corlo, sicuramente non desta preoccupazioni particolari. Non bisogna aspettare molto, perché poi si arriva sempre a ridosso di qualche pericolo, ma soprattutto il problema della lungaggine è dovuto al fatto che, come sempre, le competenze in Italia spettano a qualcuno e non spettano ad altri. Altri non possono intervenire su competenze che non sono loro per motivi finanziari o economici. Stiamo cercando la via alternativa, che sia una via, voglio dire, magari legata più al volontariato che non al pubblico esercizio, per poter rimuovere questi tronchi e poter rassicurare i bassanesi su eventi futuri che non vadano a intaccare appunto il nostro bel ponte monumento nazionale.
E nel frattempo, in attesa di aggiornamenti e di interventi, come potete vedere, si continua a salire sui tronchi, a scattarsi foto e a immortalare quella che è diventata una nuova cartolina di Bassano, una cartolina che ha però, come abbiamo sentito, i giorni contati. Grazie molto Alex Giuliano e a Zonta, il vice sindaco. Zonta sono le solite pastoie burocratiche, no? Le competenze di quello, no? E competenza dell'altro, intanto i problemi rimangono irrisolti. C'è stata una rissa a Vicenza in un centro commerciale, sentiamo subito i particolari. Stava pranzando con un'amica all'interno di un fast food di un centro commerciale di Vicenza, quando è stata colpita in pieno volto da un vassoio lanciato in aria da alcuni avventori di un altro tavolo, nell'ambito di una rissa scoppiata per futili motivi. La lite tra i giovani di un tavolo vicino, secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine intervenute, era scoppiata improvvisamente per un berretto conteso di cui uno cercava di impossessarsi mentre l'altro si opponeva. Di lì ne è nato un parapiglia che ha coinvolto anche altri giovani, con un vassoio lanciato in aria che poi ha colpito la ragazza seduta nelle vicinanze, che non ha riportato lesioni tali da richiedere l'intervento dei sanitari, ma solo qualche graffio. I responsabili della lite si sono poi allontanati, ma gli agenti delle volanti della questura sono riusciti a rintracciarli visionando le immagini di videosorveglianza. I due, di 18 e 19 anni, sono stati identificati e denunciati per il reato di rissa e lesioni personali, in concorso con altri 2 ragazzi al momento ancora da identificare. Servizio di Luisa Bertini. Intanto andiamo ad Asolo, dove un 34enne è grave in ospedale dopo essere finito fuori strada con la sua auto ieri sera. L'incidente è accaduto alle 21 in via Solana a Fonte. La vettura, dopo una serie di carambole, è finita ribaltandosi su un fianco nella piazzola di sosta della Corriera a lato della carreggiata. Il personale SUEM 118 ha trasportato il 34enne all'ospedale in codice rosso. Fortunatamente, una volta in ospedale, le sue condizioni si sono rivelate meno gravi del previsto. Il 34enne non è in pericolo di vita. Il veicolo ribaltato è stato messo in sicurezza dal personale dei vigili del fuoco. Fortunatamente non risultano altri veicoli o persone coinvolte nello schianto. Gravissimo incidente nel Pordenonese, vediamo il titolo del Corriere del Veneto. Una donna è morta, è una donna che è stata 25 anni in Croce Rossa, è morta nell'ambulanza dove c'era anche un 80enne che veniva trasportato verso l'ospedale, che purtroppo è deceduto. Per il camionista coinvolto in questo incidente, il primo giorno nella nuova ditta, era proprio il suo primo giorno di lavoro in questa ditta. Vediamo il servizio. L'impatto è stato così violento che il tiro è finito nella scarpata senza lasciare alcuno scampo al conducente Pier Antonio Petrocca, un 52enne di origini calabresi residente a Valvasone Arzene, al suo primo giorno di lavoro. Le altre 2 vittime erano su un'ambulanza della Croce Rossa di Magnago. Si tratta della volontaria che guidava il mezzo, Graziella Mander, e della paziente trasportata, una donna sottoposta a dialisi che era stata prelevata dall'ospedale di Padova in mattinata. È un bilancio tragico quello dell'incidente che nel primo pomeriggio ha sconvolto il Friuli lungo la strada tra Cimpello e Sequals sul territorio comunale di Zoppola. 7 in tutto le persone coinvolte, oltre ai 3 deceduti ci sono 2 feriti. Il più grave, anche lui volontario della Croce Rossa, si trova al Santa Maria della Misericordia di Udine, il conducente del SUV fuori pericolo all'ospedale di Pordenone. Il dramma si è consumato verso le 14 quando a scontrarsi sono l'ambulanza della Croce Rossa di Magnago, il tir della ditta Trans Ghiaia partito da Oderzo dove c'è una delle sedi e un SUV BMW X5. La deflagrazione è potente con l'autoarticolato che prosegue la sua corsa verso la complanare sottostante e la sfiora di pochissimo.
L'allarme scatta immediatamente con l'attivazione del protocollo di emergenza. Su questo tratto di strada regionale 177 intervengono i vigili del fuoco pordenonesi e gli operatori del SUEM. Ci sono l'equipaggio dell'automedica proveniente da Pordenone, il primo e secondo di soccorso, oltre a diverse ambulanze. Siamo sconvolti, afferma in una nota nel pomeriggio il presidente nazionale della Croce Rossa, Rosario Valastro, che esprime tutta la sua vicinanza al comitato di Magnago e a tutti i volontari friulani. A causare la tragedia sarebbe stato un sorpasso azzardato. Lo stesso autista del tir avrebbe tentato di evitare l'impatto con una manovra disperata che lo ha portato a finire nella scarpata. La dinamica del sinistro con il relativo quadro delle responsabilità è nelle mani dei carabinieri. Una notizia che è stata data da molti giornali è questa, questo è il Corriere del Veneto. Gino Cecchettin, il padre di Giulia Cecchettin, libro, fiction e fondazione, i progetti e la comunicazione affidata a un'agenzia inglese che si chiama la Andrew Nürnberg. Quindi c'è chi polemizza, c'è chi dice allora non bisogna approfittare di queste tragedie, e quindi sarebbe bene, è un suggerimento che mi sento di dare come giornalista, di aspettare a pubblicare libri, a varare iniziative anche in memoria di una vittima, di una figlia. È stata una tragedia, un dolore tremendo per Cecchettin, perché si presta al fianco ai soliti haters. Ci sono imbecilli che non vedono l'ora di avere dei pretesti per attaccare anche persone così duramente colpite. Sempre meglio aspettare e poi magari dopo qualche tempo dedicarsi a queste operazioni che sono encomiabili, ma che sono appunto molto suscettibili di proteste, di cattiverie, di allusioni, di congetture di ogni genere. Venerdì scorso l'ultimo saluto a Vanessa Ballan, accoltellata dall'ex amante kosovaro. Oggi i familiari con il loro legale ribadiscono il grazie alla comunità di Castelfranco in cui si sono svolti i funerali. Sul fronte delle indagini si attende la pronuncia del Tribunale del riesame. Sentiamo Christian Arboit. La famiglia ha espresso profonda gratitudine per questa nutrita partecipazione. Io ero presente alle esequie e ho potuto notare effettivamente una vera e anche sofferta partecipazione. Ripeto, di questo i familiari sono molto molto grati. Ancora chiusi in un dolore indicibile, i familiari di Vanessa Ballan trasmettono il loro grazie a quella Castelfranco che venerdì li ha abbracciati nelle ore dell'addio, fuori e dentro il Duomo. La famiglia ha ringraziato e io ringrazio una volta in più per la famiglia. Questo è l'aspetto umano di un femminicidio sul quale si continua a indagare in attesa di nuove evidenze, a partire dall'esito dell'autopsia sul corpo della giovane e sul feto che portava in grembo, anche per accertarne la paternità. Durante il duplice esame al Cafoncello condotto dall'anatomopatologo Antonello Cirnelli era presente un consulente di parte. Al momento io di evidenze non ne ho, siamo in attesa di capire. Noi, come già detto, stiamo monitorando il procedimento in ogni sua fase e assumeremo le determinazioni sulla base di quelle che saranno le evidenze. L'altro fronte è rappresentato dalla difesa del killer, in attesa a sua volta dell'udienza per il riesame con le avvocate del 41enne kosovaro Bujar Fandaj, che hanno impugnato l'ordinanza con cui il GIP ne ha convalidato il fermo a Santabona. Il giudice veneziano, codice di procedura alla mano, ha ancora qualche giorno di tempo per esprimersi. Cioè, i difensori fanno, per carità, il loro mestiere e va sempre rispettata la difesa e il suo lavoro, ma impugnare un'ordinanza che ha convalidato il fermo di quest'uomo mi sembra una roba paradossale. Cioè, come si può pensare di rimettere in libertà chi ha accoltellato una povera ragazza, provocando un disastro spaventoso, no? Anche in termini di conseguenze per la famiglia che è rimasta, per il marito, per i figli. Insomma,
È incredibile, no? Che si possa, cioè è difficile comprendere queste decisioni, ma questo devono fare anche gli avvocati difensori. Parte la centrale operativa della Polizia Locale con il numero unico per il pronto intervento, è un altro obiettivo raggiunto dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Treviso. Sentiamo Nicola Marcato. Polizia Locale, buongiorno. Da oggi è partito il numero unico del corpo intercomunale dei 3 comuni di Mogliano Veneto, Preganziola e Casier, che è il 0422 632 300. Da ora ai cittadini dei comuni di Mogliano Veneto, Preganziola e Casier basterà chiamare il numero unico di pronto intervento, attivo da lunedì al sabato, escluso i festivi, dalle ore 7:30 alle ore 19, per far intervenire o segnalare un caso alla Polizia Locale. Dopo l'istituzione del terzo turno serale, ora parte questo nuovo servizio, il numero unico di pronto intervento. La centrale operativa dei 3 comuni si trova in via Dese a Preganziol. Da qui e dalle sedi dislocate, gli agenti del comandante Stefano Forte controllano oltre 83 km² di territorio, migliorando la sicurezza e il benessere di 56.000 cittadini. Standard e obiettivi che sarebbero impensabili se i 3 comuni continuassero a procedere in solitaria. Centrale qui pattuglia, procediamo alla richiesta di intervento e ci rechiamo sul posto. Con l'attivazione del numero unico si vuole facilitare ai cittadini nelle richieste di intervento, si razionalizza l'impiego del personale e si evitano duplicazioni di segnalazioni. Purtroppo sappiamo tutti che le risorse umane sono sempre poche, dunque bisogna cercare con la burocrazia, con il sistema di informatizzazione, con quello che potremmo mettere a disposizione, velocizzare quelle che sono le esigenze dei cittadini. La centrale operativa è costata circa 39.000 euro, costo ripartito tra i comuni convenzionati. I vantaggi sono molti. Sì, sicuramente sono molti. Principalmente abbiamo una maggiore presenza di pattuglie sul territorio, più celerità negli interventi dopo la segnalazione e una maggiore organizzazione ovviamente interna del corpo intercomunale. E ieri abbiamo sentito gli auguri dell'unico grande sceriffo italiano, cioè Giancarlo Gentilini, che ha detto a Treviso ci vuole più sicurezza. Infatti la Polizia Locale del Comune di Treviso si sta attrezzando con altre tecnologie, ci saranno telecamere dappertutto, soprattutto nel quadrante caldo di Piazza Borsa, e sta arrivando il nuovo sistema Targa System. Sentiamo di nuovo Cristian Araboit. Il progetto è già stato condiviso con questura e carabinieri, adesso stiamo riassumendo tutte le proposte che sono pervenute anche da queste forze di polizia e entro pochi giorni chiederemo alla prefettura un incontro per presentare con il sindaco questo nuovo programma di installazione di videosorveglianza. E si tratta di circa una 50-60 telecamere in più. Potrebbero già arrivare nei primi mesi del 2024 gli occhi elettronici che il Comune intende installare nelle zone calde della città su tutto il quadrante di Piazza Borsa, telecamere nuove di zecca con un obiettivo specifico. Che servono soprattutto alle centrali operative della Polizia Locale e delle altre forze di polizia per intercettare subito quelli che possono essere i comportamenti anche dei ragazzi che vanno oltre le regole. Quindi cosa farà il Comune e il Comando? Un nuovo sistema ulteriore potenziato di videosorveglianza. E a proposito di occhi elettronici, il 2024 è l'anno del temuto Targa System, una new entry per la Polizia Locale, uno spauracchio per i più indisciplinati. Che è sostanzialmente una telecamera montata all'interno della macchina della Polizia Locale, quindi con le insegne, e questo Targa System andrà a monitorare e a registrare tutti quei veicoli che sono in divieto di sosta. Un fenomeno, quello dei divieti di sosta, che non conosce crisi. 17.606 le multe staccate nel 2023, più 7% rispetto all'anno precedente, cui si somma un'altra cifra, per non dire tendenza. Abbiamo avuto un aumento rispetto al 22 del 40% di multe appunto sugli stalli per disabili, quindi continueremo questa nostra lotta di civiltà per garantire che gli stalli per disabili siano liberi. Targa System di fatto darà una mano ad agenti e ausiliari, soprattutto nei casi di maggiore stress, come l'uscita dalle scuole. Abbiamo situazioni in cui ci sono 30, 40, 50 auto contemporaneamente in divieto di sosta, spesso sulle piste ciclabili, e quindi è impossibile riuscire a sanzionare tutte le auto contemporaneamente. Invitiamo i conducenti a non rischiare la sanzione, a fare qualche
centinaia di metri, se non 20, 30, 50 metri in più, ed evitare le sanzioni e soprattutto garantire la sicurezza stradale per tutti, soprattutto per pedoni e ciclisti. Comandante della Polizia Locale di Treviso Andrea Gallo, sempre disponibile, sempre in grande attività con i suoi uomini e le sue donne, perché della Polizia Locale fanno parte anche molte donne che quindi ringraziamo. Andiamo in pubblicità e poi torniamo subito con altra cronaca. Ha tentato di nascondersi ad un controllo, ma poi ha consegnato lo stupefacente ai poliziotti e così è stato denunciato uno straniero di 26 anni e siamo a Vicenza. Insospettiti da 2 uomini in via Pasi che tentavano di nascondersi, gli agenti della polizia hanno deciso di fermarli per un controllo. Entrambi si sono mostrati collaborativi al punto che uno dei 2 di 26 anni ha tirato fuori dalla tasca un involucro in celofan trasparente contenente cannabis, consegnandolo agli agenti. L'uomo ha raccontato di averla avuta in regalo poco prima da una persona in un luogo di Vicenza che non avrebbe più saputo indicare in quanto da poco in città. È stato sanzionato amministrativamente per uso personale di sostanze stupefacenti e segnalato all'ufficio territoriale del governo. Tenta di nascondersi ad un controllo, anzi no, scusate, questa l'abbiamo già data. Col nuovo anno è tempo di bilanci anche per la Polizia Postale del Veneto. Da Venezia è partita una intensa attività a contrasto dei più svariati reati che si commettono sul web. Sono tanti e sono troppo gravi e comportano conseguenze per tanti ragazzi. Vediamo. I crimini oramai corrono anche e soprattutto sul web e il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale ha avuto un 2023 particolarmente intenso, di cui ora a Venezia si tirano le fila. In particolare sono stati trattati 154 casi di pedopornografia con 43 arresti e 125 denunciati. Nell'ambito dell'adescamento di minori poi sono state identificate 11 vittime in una trentina di episodi, in prevalenza sulla fascia 10-13 anni. 102 invece i casi di minacce sul web con 22 denunce e 13 perquisizioni. La parte numericamente più consistente nell'attività della Polizia Postale è comunque la lotta al cosiddetto computer crime. Nel 2023 gli agenti hanno trattato 1372 episodi di attacchi informatici a privati ed aziende, con 19 denunce e 6 perquisizioni. Dal commercio al raggiro sentimentale sono poi oltre 1000 con 90 indagati casi di truffa online. Particolare attenzione infine anche verso fenomeni eversivi e terroristici postati in rete, i cui risultati sono stati comunicati agli organi investigativi di livello superiore per le successive attività. Servizio di Filippo Fois ed è scontro politico su quanto è accaduto a Capodanno, un parlamentare di Fratelli d'Italia che ha esploso un colpo di pistola a una festa. Meloni dice il fatto tace ma fa sapere di essere infuriata e pensa subito alla sospensione del parlamentare Pozzolo. Il testimone è stato il deputato ad esplodere il colpo. Ieri sera ne abbiamo parlato a Focus, tra l'altro sentiamo cosa ha detto a riguardo Simonetta Rubinato. Perché insegnano molto di più i giornalisti di altri paesi. Sono passati i tempi di Biagi, di Montanelli, insomma mi pare che c'è una certa tendenza ad adeguarsi un po' ai tempi e alle forze politiche che governano. E non credo che la Meloni abbia rinviato insomma, la conferenza stampa per sfuggire chissà quali agguati appunto che non credo ci saranno. Anzi, nel frattempo, avendola rinviata, sono accaduti altri fatti, fatterelli come questi, perché in Italia la situazione è tragica ma non è seria, come sempre purtroppo. E quindi ci saranno altri argomenti per lei che probabilmente avrebbe preferito risparmiarsi, tipo la vicenda del sottosegretario Del Mastro, che è la seconda volta che si trova in una situazione
Complicata. Un po', più che complicata, un po' delicata, ecco, imbarazzante, ecco, quando bisognerebbe stare attenti quando si hanno ruoli istituzionali. Dice che era fuori dalla festa in quel momento e poi c'è questo deputato, non so come definirlo, ecco, un parvenu, non lo so, che sicuramente ha fatto molto arrabbiare la sua segretaria politica, che sarà sicuramente arrabbiatissima con lui, tanto che ho letto sui giornali che si parla addirittura di possibili sanzioni che arrivano all'espulsione dal partito. Però, francamente, andare a una festa in una proloco con un sottosegretario, un sindaco, insomma, mezzo, non so, i parenti della scorta del sottosegretario, e tirare fuori una pistola che poi spara per opera dello Spirito Santo, perché non si sa chi ha sparato. Lui dice che no, però non consegna i vestiti per le prove ovviamente delle polsone di chi può aver sparato. Quindi non vedo un buon 2024 per questo deputato. È un anno bisesto. Esatto, non vedo. Ha ferito poi una persona e i reati che sono stati citati, allora, o ha sparato lui o c'è sicuramente l'ho messa a custodia. O c'è sicuramente l'ho messa a custodia, Simonetta Rubinato ieri nella puntata di Focus con il titolo 2024 botti, spari e missili, perché purtroppo ci sono ancora i missili che volano soprattutto tra Mosca ed Ucraina, ma bombardamenti in corso anche nella striscia di Gaza. Comunque è stato ovviamente un capodanno festeggiato in tutta Italia, e adesso c'è anche la questione dei panevin, mantenere la tradizione ma limitatamente ad alcune situazioni fortemente simboliche, così ha detto il Comune di Venezia in vista dell'Epifania, e a Venezia si ricorda che gli unici panevin sono quelli autorizzati come a Sant'Erasmo, alla Gazzera, a Zelarino e a Campalto, con una serie rigida di prescrizioni, in particolare che venga bruciata nel falò una quantità di materiale vegetale non superiore ai 3 steri e che vi sia un adeguato presidio antincendio. Tutti gli altri falò, viene sottolineato dal Comune di Venezia, sono illegali e i promotori saranno puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 euro. E invece resta in dubbio la tradizione del panevin a Treviso. Con la pioggia la concentrazione di polveri sottili si è abbassata, ma non c'è ancora nulla di certo. L'assessore Alessandro Manera, che è il vice sindaco di Treviso, dice: aspettiamo i bollettini ARPAV del 3 gennaio, ma sarà decisivo quello del 5 a ridosso dell'evento. Vediamo. Ad oggi siamo in allerta verde, quindi tecnicamente sarebbe possibile farli. Noi abbiamo avvisato già tutte le associazioni che ce ne hanno fatto richiesta. Dobbiamo valutare il giorno 5, quando ci arriverà il bollettino ARPA, per capire le condizioni. Teniamo conto che nei giorni precedenti all'ultimo dell'anno c'è stata una certa piovosità e quindi ha abbassato i valori di PM10. Nonostante il livello verde di inquinamento registrato dall'ARPAV a Treviso, resta ancora appesa ad un filo la tradizione dei panevin. Le deboli precipitazioni dei giorni scorsi non sono state sufficienti a spazzare via la pesante cappa di smog che avvolge la Marca. La scelta di vietare o meno i falò dipenderà tutto quindi dalle condizioni meteorologiche dei prossimi giorni. Si attendono dunque indicazioni dai dati ARPAV. Abbiamo già comunicato il fatto che valuteremo gli ultimi bollettini, ce ne sarà uno mercoledì e poi uno l'ultimo venerdì. È chiaro che purtroppo le condizioni del tempo sono queste, se non ci sarà piovosità o una certa ventosità sarà difficile farli. Sono stati infatti quasi 14 i giorni consecutivi di sforamento dei livelli di PM10, valori che, come mostrano le mappe, nonostante le piogge, continuano a rimanere alti. A determinare il passaggio dal livello arancione, in cui si era qualche giorno fa, a quello verde di questi primi giorni dell'anno, oltre alle piogge, anche il divieto di utilizzo fino al 7 gennaio di fuochi d'artificio e petardi, deciso con l'ordinanza antismog. Nulla di certo, quindi. Tanti i dati da monitorare, dai venti alle temperature e naturalmente i livelli di polveri sottili nell'aria ridosso del giorno dell'evento. Sarà il 5, però già quello del 3 ci dirà quali sono le indicazioni, perché chiaramente se c'era uno sforamento ad arancio già il giorno 3 sarà molto difficile che il 5 ci sarà un miglioramento dell'aria. Non dipende da noi questa situazione, perché chiaramente c'è un'ordinanza che tiene conto della qualità dell'aria
e che quindi saremmo stati costretti a fare le valutazioni sotto data. Ci dispiace di questo perché ci teniamo sicuramente a questa tradizione che noi tutti come trevigiani viviamo in maniera importante, però è chiaro che la salute pubblica viene sempre prima. E quindi vedremo oggi il bollettino dell'ARPA, cosa dirà il vice sindaco Manera, quali saranno le decisioni, Panevin sì o no. Intanto siamo andati a sentire i trevigiani su questo, vediamo. Sì. Manteniamo le tradizioni? Secondo me sì. Panevin sì, perché sono tradizionalista e sono trevigiana proprio, pertanto il Panevin se mi manca tutto. E se non si potrà fare per l'inquinamento dell'aria? Oddio. Un pochetto piccolino, ma che fosse. A me piace, mi piace tantissimo, però si inquina, meglio di no. Io sarei per il Panevin, però coi tempi che corrono dobbiamo passarci un po' sopra. Passare sopra le tradizioni per l'ambiente, insomma. Purtroppo non devo fare anche queste considerazioni. Ormai questo mondo è mezzo rovinato, speriamo di salvarlo. Panevin sì. E se non si potesse farlo per i limiti di sforamento? Beh, allora no. Manteniamo la tradizione però. Oddio, sarebbe una bella cosa, però dobbiamo salvaguardare anche l'ambiente. Intervista di Edi Caliman, invece non ci sono dubbi ad Arcade, il sindaco Domenico Presti ha deciso per farlo, comunque è uno dei più grandi e dei più storici e quindi non ci saranno su questo esitazioni. Sentiamo Anna De Roberto. Il discorso dell'inquinamento è un po' più a monte, anche ci sono tante cose da risolvere a monte. Prima qui si brucia legna, alla fine non è che sia una cosa naturale. I primi rami accatastati già il 26 dicembre, oggi 2 gennaio, al terzo giorno di lavoro dei volontari alpini, la Pira, la Befana di Arcade, ha raggiunto i 9,5 metri di altezza. Sulla sommità alcune piante di bambù. È da settembre che ci lavorano. Per ottenere l'autorizzazione sono stati prodotti 2,5 kg di carte. Nonostante la burocrazia abbia reso tutto più complesso, Arcade al suo Panevin non rinuncia. Noi facciamo il consiglio, diciamo ok, facciamo il Panevin, poi passiamo per l'assemblea dei soci, i quali dicono sì o no, o lo avvallano oppure non lo avvallano. E poi si mette in moto tutta la macchina burocratica, come dicevo da settembre, per arrivare a gennaio. 120 persone a garantire la sicurezza, 250 volontari coinvolti per 4 ore a difesa del falò più importante della Marca e con la tradizione più longeva portano i dati. Le polveri sottili registrate nell'aria nei 2 anni di sospensione causa Covid non si sono abbassate. Prima del Panevin andrebbero processati, spiegano, tutti gli spettacoli pirotecnici delle sagre del Veneto. Sappiamo che l'inquinamento non è legato soltanto a questa giornata dell'Epifania, ma bensì a storia e ha motivazioni ben diverse. Magari qualcuno vuole strumentalizzare il Panevin per altre cose, ma a noi non ci interessa. Questo ci aiuta per tutto l'anno a mantenere il gruppo, nel senso nelle attività che fa, anche nella beneficenza. Tra i progetti che il Panevin servirà a finanziare quello per la nuova sede del gruppo di Arcade. Insomma, non una festa fino a se stessa, il Panevin raccoglie fondi e rinnova la tradizione cristiana di una comunità. E sono stati quasi 18.000 gli ingressi per l'evento a Vicenza, importantissimo, con Caravaggio, Sassolino e Van Dyck in 2 settimane dall'apertura e soprattutto un boom di presenze. A Capodanno sentiamo Luisa Bertini. Sono 18.000 i visitatori che dal 16 dicembre al 1 gennaio sono entrati in Basilica Palladiana a Vicenza per ammirare i capolavori di Caravaggio, Van Dyck e Sassolino. Di questi 2/3 sono vicentini di città e provincia e 1/3 proviene dall'Italia e dall'estero. Dati alla mano, l'evento espositivo ha calamitato dal 26 dicembre al 1 gennaio una media giornaliera tra le 1.500 e le 2.000 persone. Nel dettaglio, dal 16 dicembre al 1 gennaio ci sono stati 17.796 visitatori, compresi coloro che hanno partecipato agli eventi organizzati in mostra. I vicentini, il cui accesso è gratuito, sono stati il 70% del totale. I picchi massimi si sono registrati il giorno di Santo Stefano e il 30 dicembre. L'evento espositivo è anche arricchito da numerosi incontri a ingresso libero su prenotazione organizzati in Basilica sul tema del tempo a cui si ispirano i capolavori in mostra.
ed è un boom di visitatori per le mura di Cittadella, una splendida città murata del Veneto. Sono state superate le 90.000 presenze nel 2023 con turisti da 120 paesi del mondo. Buon inizio per il 2024 che ha visto oltre 600 turisti sul camminamento di Ronda nel giorno di Capodanno, ma anche il 2023 appena trascorso ha sorriso il monumento più importante di Cittadella, le mura medievali. Sono stati 91.450 i turisti che hanno scelto di percorrere lo spettacolare camminamento di Ronda, il percorso di forma ellittica che, forte dei suoi 8 secoli di storia e del recente restauro, è l'unico perfettamente percorribile in Europa. A fare la parte del leone gli italiani, ma a Cittadella sono arrivate persone da 120 paesi del mondo con una forte presenza di tedeschi, statunitensi, francesi, australiani e austriaci. Un anno sperimentale 2023 che ha visto il debutto della Cittadella Card, che ha permesso l'ingresso unico ai 5 luoghi della cultura. Nel 2023 questa sarà inserita all'interno della Veneto Card in collaborazione con la Regione. Sarà anche potenziata la digitalizzazione dei 5 luoghi della cultura con la creazione di un'app che permetterà la visita grazie al QR code. Importante scoperta sul fronte del restauro delle opere d'arte da parte di un'allieva dell'Istituto di Formazione di Rosà, l'Irigem, e con la possibilità di sviluppare questa scoperta anche attraverso dei rapporti con gli Stati Uniti, in particolare con Los Angeles. Vediamo di cosa si tratta, il servizio di Alex Giuliano. Quando il passato viene coniugato al futuro, nascono nuove opportunità che portano lontano, proprio come nel caso di Irene Iacono, tecnico del restauro che durante il corso triennale all'Irigem di Rosà ha perfezionato l'uso e l'applicazione della nanocellulosa, riuscendo a dare nuova vita a tele degradate e aprendo nuovi orizzonti applicativi che hanno già suscitato l'interesse del Getty Museum di Los Angeles, così come dell'Università di Bologna, passando per l'Art Conservation Center in Danimarca. Durante il corso del terzo anno, casualmente ho letto un articolo molto interessante che riguardava l'utilizzo della nanocellulosa nel consolidamento di tele molto antiche che quindi avevano perso le loro proprietà meccaniche originarie. E parlando con la mia docente abbiamo deciso di approfondire l'argomento. In poche parole, Irene Iacono ha sviluppato una tecnica innovativa utilizzando un gel che, spalmato sull'opera, è in grado di ottenere risultati incredibilmente migliori rispetto alla media nel salvaguardare e ridare elasticità alle tele fortemente danneggiate. Il test è avvenuto nei laboratori di Rosà e grazie al costante stimolo verso l'innovazione portato avanti da Irigem si è potuto fare quel passo decisivo verso il futuro. Io ho preparato circa una cinquantina di campioni da inviare all'Università di Bologna. I risultati sono stati molto incoraggianti perché hanno dimostrato che anche una tela così antica, molto depolimerizzata, molto degradata, può beneficiare di un trattamento con la nanocellulosa. L'Irigem è un istituto che è molto attento all'aggiornamento. Ci troviamo in un ambiente professionale a tutti gli effetti, in cui lavoriamo su dipinti autentici, antichi, anche per musei, quindi su opere molto importanti. Avanguardia che significa formazione costante, utilizzo di strumenti performanti, laser e materiali sempre al passo coi tempi, e così ad aprirsi non sono solo le prospettive future, ma anche le porte di chi cerca lavoro. Per quanto mi riguarda, io, a parte portare avanti la ricerca con la nanocellulosa e di fare altri test in collaborazione con l'Università di Bologna, sono già stata contattata da una ditta di Padova che però sta lavorando in un cantiere molto importante a Malta, che ha già avuto altri stagisti dell'Irigem e adesso aveva bisogno di alcuni collaboratori, e quindi sono stata contattata. Passato, presente e futuro. C'è tutto questo nel percorso tracciato dall'ente di formazione e intrapreso da chi, come Irene Iacono, ha saputo varcare nuove frontiere con il passaporto rilasciato da Irigem. Quindi complimenti a Irene Iacono, ai docenti dell'Irigem, Istituto di Formazione Professionale, che davvero rappresenta un orgoglio in questo settore per il Veneto e dà lustro a questa regione. Andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo.
Abbiamo aperto questa edizione con i baby vandali di Piombino, Odese, che hanno devastato una scuola, con il maniaco dello spray urticante di Casale sul Sile. Adesso andiamo a Vittorio Veneto in diretta da Christian Arboid, perché stanno per arrivare dei DASPO contro molestatori e sbandati. A te, Christian. Sì, una stretta da parte del Comune che è andato a modificare, direttore, il regolamento di polizia locale. Quindi da oggi per il 2024 anche la città di Vittorio Veneto, il sindaco sarà in grado, sarà nelle condizioni di emanare dei DASPO urbani, e lei sindaco ci ha lavorato diversi mesi a questa opzione, perché non è così facile attivare la procedura come sembra. No, ma noi fra l'altro avevamo anche la necessità di rinnovare il nostro regolamento di polizia urbana che risaliva a 98 anni fa, e quindi abbiamo dovuto rifarlo cercando di interpretare i rischi e i pericoli del mondo attuale, non certamente quello di un secolo fa. Ecco, nel farlo anche Vittorio Veneto si è dotata di questo strumento che è il DASPO, cioè la possibilità di emanare dei DASPO. Per far questo bisogna definire quelle che sono le aree della città maggiormente frequentate da certi individui un pochettino così ai margini della nostra società. Un po' sbandati, diciamo, definiamoli come vogliamo, e quindi una volta definite queste aree, che per l'esperienza sono quelle più calde, si ha la possibilità d'imperio di impedire che questi le frequentino. Ecco, qui a Vittorio Veneto parliamo della stazione che è qui poco distante, alcune zone del centro. Stazione, parcheggi sotterranei, certe aree anche lungo la ciclabile. Naturalmente dopo il DASPO non è che si applichi per qualsiasi cosa, dovesse esserci qualche fenomeno di imbrattamento o di schiamazzi o di cose secondarie, non è da applicare, ma evidentemente c'è da applicare la sanzione piuttosto che il pagamento di danni arrecati. Mentre dovesse esserci qualche fenomeno di violenza, qualche minaccia, qualcosa di più serio, allora ecco che anche il Comune può fare qualcosa, perché non dimentichiamo che sono tutti interventi questi che sono legati alla forza pubblica più che ai vigili comunali e alla polizia locale, però anche noi così possiamo fare un pochettino la nostra parte. Quindi nei casi estremi anche il sindaco, lo abbiamo visto a Treviso, può intervenire o comunque attivare dei tavoli, la questura, il prefetto. Lei ha già in mente qualcuno o qualcosa? Ci sono dei soggetti particolarmente attenzionati qui a Vittorio Veneto? Ogni tanto anche noi raccontiamo degli episodi un po' al limite, lo abbiamo fatto quest'estate e così via. Ha in mente qualcuno? Non sono numerosissimi, ma sono già tutti schedati naturalmente dalle forze dell'ordine, ma sono noti anche a noi, e quindi ci sarà più facile fare un qualcosa. Oggi le forze di polizia sono molto limitate anche loro negli interventi possibili, legalmente possibili, ancora di più la polizia locale, che naturalmente avrebbe anche altre funzioni, però mettendo assieme le forze magari qualcosina si può ottenere. Non è che ci si possa lamentare più di tanto a Vittorio, vedendo quello che è la realtà moderna, diciamo, di tutte le grosse città, ma anche di comuni piccoli, particolarmente sfortunati magari per queste presenze un po' fastidiose che ci sono, però comunque bisogna predisporre tutto quanto per poter agire, per poter fare un qualcosa. Quanti soggetti parliamo, insomma, di questi soggetti schedati? Una decina, qualche decina? Diciamo fra i 20 e i 30, però tra questi 20 e 30 una parte non è neanche vittoriese. Possiamo quantificarla questa parte? Ma una dozzina di persone che non sono vittoriesi e che sono use a frequentare queste compagnie, scambi culturali fra comuni diversi. Chiamiamoli così, insomma, scambi culturali. Ecco, il fenomeno delle baby gang, ne parliamo sempre, ne parla sempre il direttore Baccialli. Qui a Vittorio Veneto anche noi ogni tanto abbiamo delle segnalazioni, le abbiamo raccontate. Sono baby gang vere e proprie, sono bande di sbandati? Ma forse sarebbe il caso anche di non utilizzare queste terminologie
baby gang forse c'è qualcosa di peggio che vediamo nelle grossissime città americane e anche di certe città italiane. Qua da noi ci sono dei giovani, giovinastri, un po' giovani siamo stati tutti e qualche tecnicamente si chiamano asenade, le abbiamo fatte un pochettino tutti, no? Oggi però la cosa si è strutturata un po' di più e danno effettivamente un po' fastidio. Baby gang, facciamo a meno di chiamarli così, chiamiamoli ragazzacci e cerchiamo di tenerli sotto controllo. Sindaco, grazie davvero. Insomma, da oggi per il 2024 la città di Vittorio Veneto avrà uno strumento in più, quello dei DASPO urbani. Come vedi, direttore, la piazza in queste settimane ha ospitato il mercatino di Natale. Ovviamente adesso è vuoto, alle spalle di Nicoletta c'è la pista da pattinaggio qui in Piazza del Popolo. Una battuta velocissima, come sono andate queste festività? Popolata Vittorio? Direi molto bene, la gente ha gradito, c'è stato il problemino della pioggia l'ultima sera dell'anno che poi si è interrotta, fra l'altro sulla mezzanotte abbiamo potuto festeggiare un pochettino tutti assieme, qua è stato qualcosa di allegro e ben apprezzato. Grazie Sindaco Antonio Miato con Nicoletta Rizzetto da Piazza del Popolo, direttore, ti restituisco la linea. Grazie molto, il Sindaco Miato ha parlato ironicamente di scambi culturali, quindi chiudiamo invece con la cultura, la Fondazione Teatri delle Dolomiti che affronta con entusiasmo la sua prima vera sfida, puntare su se stessa presentando al pubblico bellunese una stagione teatrale eterogenea per implementare l'offerta culturale del territorio, ma i mugugni come sempre non mancano. Sentiamo Tiziana Bolognani. Ci sono prosa, musica, danza e circo. C'è spazio per una produzione fatta dai giovani e che parla ai giovani, diretta da un membro dell'Actor Studio di New York. E Marco Paolini che torna sul palco del Comunale di Belluno con uno spettacolo che indaga le esperienze virtuali e quelle reali. 6 date da qui al prossimo marzo per il primo cartellone nella storia oramai quasi ventennale della Fondazione Teatri delle Dolomiti. È una stagione teatrale che ha riscosso molto successo, visto i risultati, i biglietti venduti, ma sicuramente una stagione che ha favorito il territorio perché abbiamo dato la possibilità a tante compagnie e a tanti musicisti di poter presenziare in teatro e quindi di dare valore a tutti i talenti che ci sono. Tra questi il bellunese Filippo Masocco nel cast di The Flick e poi lo show tributo agli ABBA, l'operetta, la danza contemporanea e la satira di Arianna Porcelli Sofonov. Nessuna intenzione di diventare competitor dei soggetti residenti, precisano Massimo Ferigutti e Francesca Bortoluzzi, quanto la volontà di dare credibilità alla Fondazione e iniziare a comporre la sua nuova identità. Noi lasciamo libertà a tutti di poter lavorare, anzi credo che un'offerta culturale maggiore possa solo dare al territorio un qualcosa in più. I soggetti residenti, Tib Teatro, Circolo Cultura e Stampa e soprattutto Slow Machine, che ha alzato bandiera bianca, non la pensano allo stesso modo. Se davvero l'intento era quello di sostenere le realtà locali, si sarebbe potuto lavorare su un cartellone non platealmente concorrenziale. Restano gli interrogativi sui costi dell'operazione che il Consiglio di gestione della Fondazione, nella fattispecie ente di diritto pubblico, oggi non ha voluto rendere noti. Puntiamo al pareggio, alla precisazione di Ferigutti. Tutto quello che arriverà in più sarà ripartito con le associazioni del territorio. È tutto per oggi, grazie per aver scelto Focus TG, grazie ai nostri registi Renato Cappoi e Italo Morao, con loro Nadia Brazzo. Ci vediamo stasera a Focus alle 21:15 se lo vorrete. Buona giornata.